Siccità sanitaria, SOS, medici di famiglia. Per troppo tempo i corsi di formazione specifica in Veneto ne hanno prodotti pochi, col risultato che oggi, solo nell'area dell'Ul-Sottoberica, mancano 108 dottori di famiglia, con migliaia di pazienti rimasti scoperti. Questo perché su 100.000 abitanti il sistema Veneto produce 345 medici, quando la media italiana è più alta, 395. Bisogna intervenire urgentemente. Innanzitutto, finalmente è stato ampliato il numero dei partecipanti al corso di formazione specifica, che quest'anno diploma 600 medici di famiglia. Nel 2025 ne arriveranno altri 730, ma l'emergenza è adesso, non domani. Per questo oggi il Consiglio regionale ha approvato quella che è destinata a diventare una vera e propria rivoluzione: consentire agli specializzandi del primo anno di seguire non più 650 pazienti, ma 1000 e poi 1200 il secondo e il terzo anno. Questo per dare una risposta immediata alla carenza dei medici e ai pazienti rimasti scoperti. Finalmente abbiamo votato, abbiamo dato la possibilità al Veneto di avere i medici di base. C'è la possibilità che questi giovani ragazzi entrino nel mondo del lavoro senza aspettare di avere i capelli bianchi, come succede negli Stati Uniti, come avviene in Inghilterra, come avviene in tutti i paesi occidentali. Quindi non abbiamo fatto niente di strano, abbiamo soltanto dato risposte ai cittadini veneti. Eppure non tutti esultano. In Consiglio regionale l'opposizione di centrosinistra, infatti, pur approvando l'ampliamento dei pazienti assistiti dai medici in formazione, chiedeva di affiancare gli specializzandi a dei tutor più anziani. Noi avevamo chiesto, insieme alle categorie professionali dei medici, di affiancare questi medici in formazione a dei tutor, in modo tale che nell'assistere i pazienti avessero comunque a fianco medici più esperti. È stata una proposta bocciata da parte della Giunta oggi. L'altro punto dibattuto oggi in Consiglio regionale riguarda l'impiego degli specializzandi anche nei pronto soccorsi, dove c'è carenza di medici. La proposta della Giunta è quella di fare in modo che gli specializzandi anche al primo anno possano essere inseriti all'interno della medicina di urgenza, quindi appunto dei pronto soccorso. Noi avevamo chiesto che questo fosse escluso per i medici in specializzazione al primo anno e che fosse possibile soltanto dal secondo o dal terzo anno, e anche su questo abbiamo trovato una porta chiusa. È un brutto segno perché i medici, gli operatori sanitari ma anche i cittadini in queste settimane avevano chiesto di ritornare sui propri passi alla Giunta regionale, che invece ha deciso di tirare dritto. Noi continueremo su questa battaglia, ma oggi è stata una pagina sbagliata sul fronte della sanità veneta.